di Isili, accolti naturalmente dall'applauso che pensavo fosse un pochettino più, come dire, così, esattamente così, sostanzioso, imponente e importante. Ben arrivati a Sassari, ricordando anche che Sassari è la città campione d'Italia, giusto così ogni tanto, no? La Dinamo, giusto per ricordarlo, forza Dinamo. A proposito di Dinamo, l'anno scorso su questo palco dicemmo, qualcuno disse vedrai che la Dinamo vincerà il campionato, lo presero per pazzo. Invece avete visto quello che stanno facendo il gruppo Folk Sarramini? Stanno depositando sul palco delle attrezzature che sono cose che si possono usare anche in cucina, e poi capiremo il perché anche di questa cosa qua. Allora, alcune cose su Isili. Isili è una cittadina, un paese che ha 2812 abitanti, a meno che nel frattempo non siate diventati 2813, no, 11 no, 13, perché credo che sia nato qualcuno ieri. Voi non lo sapete, ma credo che sia nato uno, si chiama Antonio, così mi hanno detto, così ve la dico. San Saturnino è il vostro santo patrono che si festeggia il 30 di ottobre. Queste informazioni Wikipedia e c'è tutto, naturalmente. Con chi parlo? Col più giovane? No, io preferirei parlare con te. Noi ci siamo già conosciuti da qualche parte. Tonino sa, noi ci siamo già conosciuti. Sì, probabile. Allora, gruppo Folk Sarramini, Isili, Sarramini. Perché Sarramini? Spieghiamolo subito, non è difficile. Non è difficile assolutamente, perché comunque Isili è un paese dei ramai, ancora oggi qualcuno lavora come ramaio e vive del ramo comunque, anche se ormai è un po' non è età e sta scomparendo anche tutto. Niente, quindi noi dalla nascita come gruppo dal 1996, proprio per onorare Isili, abbiamo voluto utilizzare il nome Sarramini, che è il nostro. Niente, noi ringraziamo oggi Claudio, ma Claudio vale per tutto il gruppo di Sassari, chiaro, che sono stati i nostri ospiti 2 anni fa e noi siamo oggi onoratissimi di essere qua. Niente, presentiamo i nostri 3 balli, che uno, come potete vedere, si chiama sappoggiamento, che è un termine proprio che usavano i ramai quando giravano per la Sardegna nelle rame per farsi anche capire molte volte. Importante. Rudy, Sardu? Certamente sì, in parte sì, dai, in parte quanto? Metà, dai. Metà, ok. Rudy, Sardu Sudottu, il primo ballo dell'associazione, no, del gruppo Folk Sarramini di Isili Prolocco. Rudy! Vai Rudy! Vai Rudy!
Quindi una bellezza unica in questo ballo, veramente molto molto bello. Io farei ancora un applauso grande perché Rudy è stato, aspetta Rudy, non andare via, perché ciò che abbiamo visto adesso, al di là, Si chiama Giorgio. cioè voi immaginate un attimino che mentre lo ballavano, mentre lo eseguivano, bastava un attimino tornare indietro con la nostra mente indietro negli anni